Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Grazie, e Lorenzo Paolo Pizzolato. Io do un'opinione come esterno, visto che alle elezioni regionali il mio movimento non ha partecipato, però logicamente un diritto di critica penso che possiamo averlo, possiamo averlo tranquillamente. Parto dalle parole che ha detto Mestriner prima durante il suo intervento e a quello che ha detto anche Marco Brigo, che era suo ospite, direttore, circa 40-45 giorni fa, ancora in campagna elettorale, che sono due frasi precise identiche che mi hanno stupito e ho deciso di ricordarle. Hanno detto: guardate che è l'ultima volta che il centrodestra vince così facilmente, come ha detto giustamente Messinei in questo momento e anche Brigo quella sera, perché la prossima volta dovremmo confrontarci con dei veneti completamente diversi, completamente nuovi. Hanno perfettamente ragione. Si è visto perché il Veneto sta completamente cambiando. Andare a votare il 44% quando eravamo abituati a numeri che erano super eclatanti è stato un cambiamento impressionante. Essere andati alle elezioni regionali con gente nuova, un presidente nuovo, personaggi assolutamente certe volte mai visti, è stata una cosa nuova a livello veneto, per cui finalmente un po' di malessere, diciamo, che avevamo anche relativamente a volti sempre vecchi, sempre riciclati, è un po' scomparso. Per carità, faccio gli auguri a questa giunta, alcuni li conosco perché facevano parte della Lega, il mio movimento al quale appartenevo, quelli del movimento, quello di Fratelli d'Italia, diciamo, non li conosco tutti quanti, per carità, penso che ognuno abbia la propria caratteristica. Certo è che, giustamente, come si diceva anche prima, non è che mettendo uno specialista a livello sanitario possa essere che la sanità prende e cambia completamente atteggiamento. Se la sanità è stata battuta, dibattuta, ribattuta all'interno di questo studio, sui giornali e dappertutto, vuol dire anche, da parte mia, che quella sanità, così come sento la gente, non è quella po' di roba bellissima che vediamo sempre nel Veneto e dove tutti sono contenti e dove tutti vengono a curarsi qui e dove tutti sono a posto. Perché se si è continuato per mesi e mesi a parlare solo esclusivamente di sanità in una campagna elettorale molto molto bassa come temi, vuol dire che la sanità dei problemi li aveva. E poi cosa posso dire? Posso dire che queste persone cerchino di fare il meglio per il Veneto, soprattutto per un unico motivo. Guardate che non è più il Veneto quello dove mi assegno l'assessorato e all'agricoltura cerco di fare questo, cerco di fare quell'altro. Il Veneto sta cambiando. Ci sono state infiltrazioni, abbiamo visto circa 10 giorni fa, anche qui telegiornali che abbiamo visto in giro dappertutto, che ci sono infiltrazioni mafiose che sono diventate pesantissime, per cui cose nuove che non sono mai state affrontate prima. Abbiamo parlato di giovani e di famiglie e di anziani che vanno ad abitare via dal Veneto perché nel Veneto non si vive più bene. È una frase, una cosa che non ricordo a memoria d'uomo potesse essere mai stata detta e invece è diventata così. Ho visto dei giovani partire dal Veneto, specializzarsi e non volerne sapere di stare nel Veneto per lavoro, vanno in Trentino, vanno in Lombardia per dire posti vicini, perché non voglio dire che vanno all'estero. Per cui c'è qualcosa che non va, qualcosa che bisogna correggere e dove bisogna ricordarsi che non è fare i 2 assessorati in più, che oltretutto alla comunità costano anche quelli, che si risolvono i problemi del Veneto. Il Veneto sta cambiando, bisogna fare in maniera di stare vicini alla gente, stare vicini alla sanità, al sociale, tutto quello che volete, ma ricordatevi che ci sono altre croci che verranno avanti e così come dicevo nel 2024, guardate che il 2025 sarà un anno difficilissimo, ricordatevi che anche nel Veneto questa grandissima locomotiva che tirava dappertutto non tira più come prima e non è più quella po' di regione che andava avanti e che bastava un non nulla per diventare un bravo imprenditore. 22.000 partite IVA chiuse, abbiamo visto che è stato il record di suicidi durante il periodo del Covid e bisogna stare molto vicini agli imprenditori, alla gente, dar sicurezza e ripristinare due palanche con i fondi di rotazione per rimettere in moto un'economia che un po' alla volta si sta spegnendo anche qui da noi. Grazie Paolo Pizzolato. Altri cortei. Paolo Pizzolato, c'è uno scontro molto duro tra Landini e il governo, in particolare con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, che ironizzano con lo sciopero sempre il venerdì, è uno sciopero politico, dicono altri esponenti di Fratelli d'Italia. Cosa ne pensi? Sì, per carità di Dio, ognuno ha le proprie opinioni personali, anch'io volevo fare una battutaccia. Landini organizza di lunedì o di venerdì i scioperi, nel governo si sono ridotti i giorni lavorativi
lavorativi e vanno solamente al martedì e al mercoledì a lavorare, saltando già il giovedì e il venerdì dove possono rientrare a casa, per cui siamo sempre lì che ognuno ha la propria critica e ognuno pensa sempre di avere ragione. Landini sta insistendo molto in questo periodo perché sta cercando di attaccare il governo in tutte le maniere, ma secondo me a livello personale è solo esclusivamente per cercare di prendere il posto della Schlein, che è un momento di debolezza. Per carità, l'opinione personale su un sindacalista che con tutto quello che ha per le mani anche a livello personale non dovrebbe neanche fare il sindacalista, non è un uomo che di certo mi è simpatico. Poi sinceramente scendere in piazza per quelle che sono le problematiche dei lavoratori è anche giusto e corretto, perché in questo momento a livello di paese, e parlo non più con l'incarico politico, con le cose, ma come economista, come dipendente di banca, è un momento molto 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 difficile. Guardate, io ho dato un attimo una letta a alcuni passaggi, vedo i dati che mi arrivano direttamente dalla Banca d'Italia in banca, vedo quello che arriva dall'ABI, dall'Associazione Bancaria Italiana, e i numeri che vengono dati certe volte su tante televisioni nazionali, direttore, non sono quelli. Le dico sinceramente e onestamente, guardare certe volte i telegiornali della vostra rete dà un beneficio e un conforto alla gente rispetto a quello che certe volte si vede su Rai 1, Rai 2, Rai 3. Mi permetta, direttore, non è un lecchinaggio, lo dico qui come termine anche un po' brutto davanti alla gente, ma è proprio vero. Si stanno portando avanti alla gente per far credere certe fandonie dei dati e dei numeri che sono fuori. Allora, 95 milioni in meno a tutti i comuni veneti in questo momento da parte della finanziaria, e i sindaci sfido io che non sanno cosa fare, sfido io che si parla anche a livello regionale di nuova IRPEF a livello regionale. Voglio vedere io come fai a fare in maniera di tenere su tutta la roba che hai all'interno del comune se i soldi non ti arrivano più. 6 milioni in meno levati via dal bilancio nazionale per quello che erano le mammografie gratuite. 6 milioni, perché le donne che stanno ascoltando sappiano quello che sto dicendo, e se non mi credete andate a guardarvi le cose, se non siete preparati non lo sapete. 6 milioni che ogni anno venivano erogate per le visite gratuite a livello per la mammografia per le donne, levate e cancellate completamente. Alcune strutture scolastiche completamente cancellate. Avete visto, ho già detto circa 2 mesi e mezzo fa, che hanno deliberato addirittura una legge dove vogliono far sì che i piccoli paesi di montagna, i piccoli paesi che sono sotto i 3.000 abitanti, un po' alla volta vengono completamente estinti. Guardate che è una oscenità unica, ma lasciamo perdere queste cose. Parliamo di soldi. Sono aumentate in una maniera eclatante le ore della cassa integrazione. Solo parlare della settimana scorsa dell'Ilva, si parla di creazione di posti di lavoro, abbiamo sempre il solito milione di baionette. Solo l'Ilva ha un indotto di lavoratori, 10.000, più l'indotto che la accompagna a fianco, altri 8.000, di 18-20.000 lavoratori che, se decidono di chiudere, sono in mezzo a una strada, e quelli lì potrebbero fare una rivoluzione. In questo momento non stiamo bene. Ho raccontato venerdì scorso, che sono stato qui, di una cosa che mi ha lasciato sinceramente allucinato. Hanno tassato le banche di quei famosi 3,5 miliardi, che sono solamente un anticipo delle tasse che le banche dovrebbero pagare l'anno prossimo, per cui non sono tasse nuove, ma sono solamente le solite tasse che andranno a pagare l'anno prossimo. 900 milioni utilizzati per la sanità, dove verranno erogati un po' di servizi e servizietti che ormai sono già superati completamente. Tutto il resto in armi per l'Ucraina. Un governo, una premier che fa questo e che non vuole interessarsi del proprio popolo, della propria gente, sinceramente mi chiedo come mai tanta gente se a volte aveva la faccia tosta ancora di votare. Allora, o è questione di ignoranza, o è questione che la gente purtroppo non si informa, come per carità riesco a fare io e non tutti possono farlo, giustamente, anzi chiedo scusa per quelli che non possono informarsi. Però arrivare che all'interno della busta paga io mi vedo arrivare il marocchino di turno che viene assunto in ditta da me, e che viene assunto perché facendo quel lavoro lì farlo in maniera che la mia busta paga non cresca perché non viene riconosciuta la mia specializzazione, perché ho quello a fianco che percepisce lo stesso stipendio mio, è una cosa che lascia a desiderare. Mi spiego un attimo meglio. I flussi migratori in Italia che stanno arrivando servono solo e esclusivamente per tenere bassi gli stipendi. Se il marocchino che viene assunto, scusate il marocchino come esempio, viene assunto in una ditta, percepisce 1.200 euro, l'operaio
che ha un po' di specializzazione non può percepire tanto di più, perché se tengo basso la manovalanza che importo dagli altri paesi perché non è specializzata, non serve che faccia crescere quello che ho all'interno di specializzazione all'interno dell'azienda, e questa è la politica che verrà fatta nel corso dei prossimi anni. I famosi 500.000 nuovi immigrati servono per questo, per tenere bassi gli stipendi, cosa vergognosa, perché vi dico la verità, siamo appena un gradino a livello di PIL e a livello di economia appena sopra la Grecia, che ne ha passate di tutti i colori. Avete visto in Spagna cosa sta accadendo? 3,4% di PIL, chiuse completamente le strade per l'immigrazione, stanno cercando di dare tutto quello che può essere il popolo spagnolo, e da noi restano le briciole, resta sempre la gente che sogna, perché l'italiano è un sognatore che spera sempre che le cose cambiano e vadano meglio. Guardate che il 2026 sarà peggio del 2025. Io ho visto l'aumento dei mutui all'interno della banca, ma non sono mutui che servono per comprare case, sono mutui che servono per pagare altri debiti che si stanno consolidando perché le famiglie non ce la fanno più. Grazie Pizzolato, vediamo.